se la funziona, perché faccio solo la live. Ah, ok. È che mio padre fa le live, Sono in live. Sparaba. Sparaba. dove ci sono i cosi blu e dovremmo andare. Sì, a voglia, qua ce n'è una, là sotto ce ne sono altre due. Qua. No. Ah, c'è tu questo? E che da lontano non si vede. Ok, questo è quello giusto, perché Guardate io con il proprio se si prova. Ok. Va bene. Ah, forse è dentro dove c'è tutte gli oggetti per andare veloce, tutte... Che c'è No. qua delle macchine di skateboard, forse è là. Qua non è? Questo? Ci sono. Non c'è, non c'è, non c'è. Tu prendi il mio skateboard, non c'è più. Poi tu sei il tuo, lo so. Io però non voglio lo skateboard, via! Non è che nella sala dei robot, che c'è pure la sala dei robot. Che Perché cavolo. però non ci siamo mai andati. Pubblica. Pubblica. Guarda, stiamo pubblicando. Cello de. Ciao, bare. Eh sì, però Un aspetta attimo che che stiamo pubblicando. Quando vediamo mi dovrebbero abbastanza cosa c'è qua da raccogliere. Sfide. Get out the way. Eh, aspetta che questo qua lo devo rompere. ok, pure qua. Va bene. Vieni, Che c'è ancora qua? Giornaliere. vieni. Ricompense. Dove ero prima? Ho fatto la nuova. Qua, Poi offline sicuramente. Vabbè, riprendo perché sennò poi non mi carica gli altri. Potrebbero mettere un tasto tipo riscatta tutto. No, un tasto solo. non cadere! Aspetta, dovrebbe essere là perché ci sono eventi sai che vai là dove c'era il coso. Un nuovo livello. Vediamo cosa dà. No, cosa avevo guardato da King proprio. È leggendario, no? Io c'ho il mio banco RAM. Finite? Sì. Vai. Hai visto? È il mio compagno di sparring, non c'è, vediamo. Che c'è una... Non c'è che se manca ya. No, c'è Mastermind che mi massacra, diciamo. Anche no. No, hai fatto apposta, dai, hai fatto apposta. Ta-da. Poi prenditi un robot se vuoi. Io però mi pio la pallina.
Che giocate? Fortnite creativa? TJ Waldo. Na 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 na. Fuori la pallina, via. Na 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 na. Non lo so. Vai con DJ Killa Show. Yeah. DJ Killa Show. No, dai. Nel cortile di Carrefour siamo qua. Oh, cortile di Carrefour. Vai. Isira. Ah, siamo in un piccolo club forse, vediamo. Vai DJ Killa Show. Il problema è che siccome Figata. non c'è Oh, pugno, cane. Bello lag, dai. Manco tempo. Ripigliamoci, non combatto da 3-4 giorni. Non combatto e quindi ripigliamoci un attimo. Giochiamo tranquilli. Che cavolo. Devo andare prima in guardia. Mi sta pistando. Mi pistavo. Oh, e molla sto cringe, dai, ma smetti, campare. Dai. Per quanto? Te lo pigli quello tutto, pare. Non è Gaddafi solo tu. Non pensare a Gaddafi solo tu, perché non Gaddafi solo tu. Ah, cavolo, perché mi devo fare fregare sul tempo? Sono un coglione. Oh, come cade. Come cade. Come cade, impara. No, peccato, all'ultimo. In sottomissione l'ho portata, sto maledetto. No panic, no panic, no panic, no panic. Andiamo in panico. Vai DJ. Vai che ci stiamo comportando bene. Vai che usciamo, dai. Dai che usciamo. Vai che la portiamo a casa. Vai che la portiamo a casa. Vai che la portiamo a casa. Tienilo. Vai che la portiamo. Ma guarda come si sta difendendo. Bravo. Bravo, che è stato bravo, mi ha fatto perdere il tempo. Si è alzato, vabbè. Va bene. Mi ha chiuso. Cavolo, no, dai, perderla così, no. Mi sono fatto chiudere all'ultimo come uno scemo. Non ho fatto movimento di testa, dai, peccato. Peccato, non combattere 2-3 giorni quanto differenza fa. Aiuto, voglio imparare. Se suo uomo non marone. Cane. Completamente dominato da me il round. Assolutamente dominato da me. Ha avuto il colpo fortunato, ok. Capita. Dall'altra parte opposta, mare. Capita. Buona fortuna a chi dare vita.
Alla McGregor come finiva. Oh, Medi. Sì, è Ah, meglio. ah, lasagna. Vai con la lasagna, va? Senti pure molto di meme. Tu sapevi. Vieni, qua, vieni. Mi segui? Vedi, poi facciamo jump. Attenzione, attenzione. It's a middleweight matchup between Robert Whittaker and Israel Adesanya. Fatto. Vai nella jump, nella jump, nella jump. Nella jump! Tanto poi comunque le pigli, quindi. Vieni qua, prendi il check, prendi il check, prendi il check. All right, so here we go with the start of round one. I can tell how excited you are for this matchup. Seems to be a striking advantage on one side, but maybe This is a big time fight. Ta-da! It feels like a big moment for both of these guys' careers. Vai. Who's Ah! going to be able to implement their game plan Brutta. in this Brutta. matchup between these two? Sono andato subito in sofferenza di stamina. Big powerful punch lands. Ai. Bella. Bello lo scambio lì. man, Ai. it looks like he's got a rangefinder out there, just too easy as he connects with Combo another da tre fa. series of punches If there. you're Combo da tre fa. and only boxing him, you will be in trouble. Well, really using his big advantage there with that punch to the knee. Ai. Oh. Piaciuta? No. Ah, sono uno scemo. Dai. Fattiamo. Big knee to the body. Standing knee to the body there. He's the taller fighter. Might as well put that size to good use, and he certainly did so there. Good exchange there inside. Ora ti piglio in faccia che io. Cavolo, mi sono fatto spaccare la pancia. Oh, e molla con sto cringe, cavolo. Che incredibile. Oh. Molla con sto cringe, cavolo, molla. Sto pressando, io ti porto a terra. E ora vediamo come sei a terra a sto punto. Vediamo come sei a terra. Looking out of side control here. His opponent trying to control posture, but you gotta be careful here. A lot of top pressure being applied Ah, as he uscita works di out of testa. side control. Ah, entra, cavolo, mi ha spaccato il corpo. Ha spaccato il corpo con quel cavolo di cringe. Ma cazzo si counta questo minchia cringe? Aggressive with his onslaught. He wanted to make sure he kept the judges out of the equation. Mission accomplished. Non on posso that andare front. manco in As he gets the rage. TKO victory. Facciamo figlio. Proprio li devo tenere proprio tutto dentro. Dio. Come cavolo si counta sto cavolo di cringe, porca Eva. In cringe mi era vinta la partita. A Mariota. Camme. Tanto le casse c'hanno lo stesso cose. A Mariota. A Mariota. No, e allora va fanculo. Boom, 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 boom. Dobbiamo ammazzare tutti, tutti li dobbiamo ammazzare. Tan, tan, Non puoi stare 2 o 3 giorni senza giocarci, ci devi giocare sempre. È inutile. Proprio perdi quel, non lo so, quel vantaggio in esperienza, in intuizione, che poi alla fine ti fa perdere incontri vinti praticamente. Ma compare Tony Ferguson. Oh, con questo ci ho già giocato e ci ho perso. Vediamo. Dustin Poirier, certo. Ah, prendo McGregor allora. No, il McGregor non lo so usare McGregor. Non ti prendere. li ammazzate tutti. It's time.
fame. Dai, ci sei, che fare? Minchia, due cortiglie siamo. Attenzione, Marcello, non perdere di vista. Are you ready? Ready? Fanno male. No, non ti fanno male, però ti fanno... Niente pugno. No, fermo per non aprire. Dai, non stai giocando. Ah, ok, dai. Vai. Ti hai aspettato magari, eh? Se vuoi ti dico fare il finale o puoi fare... Bravo. Bravo. Oh, Vai. Buona combo. Oh, E niente, morto! ah, bravo. Sei morto? L'ha presa, bravo, bravo. Bravo. Bene, sta parando. Buono, sta parando. Arrivo! Dai. E qui con te, cambar. Non morire! Ah, sono messo sbagliato di come si chiama? Ah no, attorno a Cringe. Maledetto. Aspettami, ammazza lo scagnoccio e aspetta. Aspetta qua, ti dico cosa c'è una volta prima di aprire. Sa giocare a terra. Sa giocare a terra. Ho il mio crocifiggio. Sa giocare a terra. Esci! Briga, esci! Entrapole! Sa giocare a terra, assolutamente. Non gli si può dire che non sa giocare a terra. Vai, giù! A terra sa giocare. Nessuno gli può dire il contrario. È sempre in vantaggio. Sa fare il deny. Cioè, ecco, tipo quello. Essere in due. No, che mi copri di sta fa. Che cavolo. Vai. C'era il vantaggio, c'era, no, me l'ha rigirato il maledetto. Vai. È rivissuto vita. Vai, che ci rialziamo. Bellissimo. Bravo a terra, molto bravo a terra. Vai. Ah. A terra la vuole portare il maledetto. La vuole portare a terra lui. Oh. Wow. Bello scambio. Un labirinto impossibile. Wow. Dai, perché non cavolo non lo... Un labirinto impossibile. Paga, lo teniamo ancora, lo teniamo. Tu diventa la partita. Oh ma... non si tiene. Non riesco a tenerlo. Non riesco a tenerlo. Non riesco a tenerlo. A sottomissione lo porta.
C'è anche un atterramento. A terra mi ha portato. Deve imparare come si fa a portare a terra da quella posizione, perché non lo so fare. Dai, giochiamo concentrati, che la potremo vincere. Che cavolo si è cansato. Sono uno scemo, sono uno scemo. Cioè, 3 match persi così da scemo. Questo è stato molto più combattuto. È stato molto bravo lui. Avevo qualche possibilità di vincerlo però alla fine. Ero con la stamina a terra. E già avevo la testa messa male a livello di salute. Stamina a terra. Guardia aperta. Pugno dritto in faccia. Morto. Pava. Parte male il pomeriggio. 3 match, 3 sconfitte. L'ultima giornata era andata molto meglio. Ho fatto circa 10-12 match, ne avevo vinti 7-8. Ma vabbè, non lo so, sarebbe interessante da rigiocarla con questo. Non è che non sarebbe interessante. Vediamo le statistiche. Beh sì, sui numeri vince pure. Primo round è suo. Sui numeri vince pure. Niente da dire, tanto di cappello. Guarda, lui vuole fare il ritorno. Facciamo, non mi interessa anche la perdo una seconda volta. C'è di nuovo CD, sono io, mi sono trasformato. Arrivo. E vado ancora di Ferguson. A terra lui è bravissimo, ragazzi. A terra è molto bravo. Sa negare le transizioni. Io dovrei fare la carriera meglio, dovrei fare per imparare meglio quelle cose lì. McGregor che piglia, bravo. McGregor che è sgravato in questo gioco. Gaethje, è un grande classico Tony Gaethje. Prende Dustin Poirier, prende McGregor alla fine, abbiamo capito. E Dirk Violence. Non lo so. It's time. Dustin Poirier alla fine, ok. It's time. Sempre un dovo cortiglio. Becca Iarda. Are you ready? Ready? Figata. Fight. Prima arrivo io un paio. Di nuovo a terra me lo vuole portare. Vedi così. Sì. Non devo fare lo sbaglio di prima con la stamina però, Vabbè, giochiamo. Che cavolo ho preso. Devo fare stambare. La vuoi portare per forza a terra? Perché non vuoi giocare in terra? Perché non vuoi giocare in terra? Perché non vuoi giocare in terra? Sempre io mi faccio fregare su quel tempo. Bello quello che ha fatto. Dai, magari io mi devo parare.
Bello. Se ci pigliamo era bello. Ah! Cavolo. Ma quello è un colpo nuovo. Flying elbow. No, flying knee. Oh. Io sono uno scemo. Proprio gli ho dato la possibilità. Quello stavo aspettando lui. Per buttarmi a terra. Stavo aspettando lui, semplicemente quello. E ora non è facile questo. Dai, che forse ci realizziamo. C'ho paura in piedi questo allora. Scusami. Questo mi viene da pensare a me. Stamina. Bravo, bravo lui. Bravo lui. No, sono munito. Sto a tenere lo spazio lui. No. C'è la fissazione, un pare. Attenzione. Bello. Bravo. E perché mi devo fare prendere sempre in controtempo, Dio Cristo, sempre. Buono, 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 buono. Ciao Tigre, lo so, pochissimi, però abbiamo 2 top 10 mondiali, peraltro sono siciliani che combattono tutte le settimane nelle promozioni online. Quindi sì, molto pochi quelli che seguono il gioco, ma che eccellenze ce le abbiamo. Ovviamente non sono io uno di quei top 10. Sicuro, bravo, quello è uno di Palermo, un Baro Fabio. Dai il pugno, scorrettissimo sei. No. Sbagliato. Mi sto facendo sovrastare. Wow, vai che ha preso il colpo, quello che doveva prendere. No, solo uno dritto quando sono così, solo uno dritto. E poi si va. Riccardo che finisce là. Quel terra è forte. A terra mi sovrasta. È inutile dire il contrario perché è così. Stavo per alzarmi, c'ho un attimo di vantaggio. No, riesce sempre a bloccarmi le transizioni, è pazzesco. Una su 2 che blocco queste. Ancora manca tanto. O mi creo il vantaggio per alzarmi o sono fregato qua. Vai, che è comodato a sto punto. Non vuoi andare in piedi tu, vero? Non vuoi andare in piedi. Cioè, per me ci sta MMA. Però tu in piedi non ci vuoi andare. Così sta tenendo il vantaggio a terra. Vuole fare i punti. Vuole fare lui, capito? Vuole fare? Lui vuole fare i punti. Perché sa che all'impiedi ha fatto schifo. Vai che ce la facciamo. Ma cazzo mi ha tenuto. Chiudi. Vai che abbiamo il vantaggio forse adesso, sì? Sì, dai che ci alziamo. Gioca in piedi, gioca in piedi. Ecco, te la rigiro, che ora c'ho la stamina, ora. No, me che sta bloccando, aspetta, non devo sbagliare qua. C'ho un po' di vantaggio qui, ma va bene, io ti piglio accomodato andare, faccio, me ne stai fottendo. Vai, girare. Bravo. Si è rialzato. Attenti. Attenti. Sa tenere a distanza lui. C'è poco da fare, lui sa tenere a distanza. Però ha sprecato molta energia lui. Adesso ha sprecato molta energia. Oh, vai. Bravo, perché eri morto, imparo, lo sai che eri morto.
Aspetti la mia mossa. Ah, aspetti la mia mossa. Ai, m'ha fregato. Low stamina. Low stamina. Vabbè, è finito. Quando sei sotto ti conviene stare fermo e pensare solo a bloccare. Sì, ma dovrei anche pensare a un movimento di testa per schivare qualche colpo, perché puoi bloccare quanto vuoi, ma dopo 3-4 colpi la guardia si rompe e becchi malamente. Almeno credo, Io non sono di un livello altissimo, però ci sto cercando di imparare ancora. Niente, questo il pugno non lo dà. Sbagliato. Se a terra è più forte, a terra è più forte, sa che mi mette in difficoltà. È inutile giocarci tanto intorno, dai, alziamoci, abbiamo il vantaggio. Ai. Se non sbaglio lo scambio lì. Oh! Ai, bel counter ha fatto lì. Vicina. Su 5 round, non è su 3. Bello, bravissimo. Bravissimo. Dai, no, non facciaci pestare in questa maniera. Dai, alziamoci, ancora si gioca ancora. Si gioca. Resistenza bassa. Dai, usciamo da sto clinch, forza. Stiamo spaccando la panza. Non ora, papà. Ai. Tutti e due a stamina bassa siamo, Ai. Volevo partire con un calcio diretto, invece mi ha fregato. Ai. A sto punto ti ci porto io a te e vediamo che succede. Devo riprendere stamina. Devo riprendere la stamina proprio bassissima, proprio da far schifo. A questo punto la gioco così. Ah, l'ha bloccata, bravissimo. Bravo, è bravo lui. Bravo, corpo a corpo è bravo. Non ci può dire niente. Guai, l'ho preso. Vabbè, povero Tony Ferguson, sciamburia mischino, sì, dai, ci sta. Ci sta, bellissimo incontro comunque, bellissimo incontro. Mamma mia, che c'ha per orecchio quello. Da dietro è inguardabile. Proprio un cavolfiore, oh mamma mia. Ci sta. A terra era dominante. Infatti è lì che m'ha stancato di più. Ehi, Riccardo, Gioia, c'è lo stream, ti piace quando c'è lo stream acceso? La gente mi scrive e devo rispondere. Riccardo, ti stai andando fuori, andare a stanza tua, ok? Riccardo, Gioia, ma io non sto gridando, sto parlando. Io sto parlando, non sto gridando. Ma sto gridando, non sono messo qua a fare come fai tu. Guardiamo le statistiche. Va bene, se che è meritato tutto l'incontro. Sick War, poi c'è Perseus pure, stavo pensando. È sempre siciliano, peraltro.
Na 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 na. E tu non vale, io invece posso un'altra cosa. Oh, Michael Chandler che ha combattuto peraltro ieri notte. Un mastino. Sempre con il mio Tony di ordinanze. Ah, conosco il gruppo su WhatsApp. Ah, buono. All right, coming up next, it's a UFC lightweight division bout. Quindi penso hai visto gli incontri di UFC stanotte o in mattinata comunque, no? Guarda quel Michael Chandler. Fight. All right, so here we go with round one. Ah, niente pugno. Clearly the more well-rounded fighter, yet when we sat down with him on Thursday, first words out of his mouth, he ain't gonna sit. Oh! Huge right hand! Michael Chandler, questo piccolo, questo un bar. No, come vado a sbagliare quel colpo lì. Peccato, era vinta. È una partita vinta questa. I love his grappling. Can really be entertaining. Era già vinta praticamente. Oh, he postured up there, gained some valuable separation. And now, Vai Doni. pound start. C'ho la stamina a terra. Devo un attimo. Oh, and he escapes up to his feet. Very nice. Well, perhaps a sign of things. Mamma mia. He needs to start looking to finish now. A terra non sei male, dovevo continuare ad andare di ganci e lo finivo. A terra non sei male, mi pare. It's a very dominant Cioè position. si sa difendere dal ground and pound, questo voglio dire. Especially if you are fighting someone Dai, that di nuovo. doesn't truly understand that they're not in as much danger as they are. Because it's dangerous, but there are a lot of outs. And if a person isn't very understanding of that, then you can really put some damage on them. Ah! Guarda, vuole dimostrare il suo valore con lo striking, questo mi sa. Nice 1-2 punch there by Ferguson. Oh, massive head kick there. We'll see if he can finish. Well, we talked about his E stavolta vengo solo di ganci e te ne vai a casa. Che cavolo. In diretta, io ho visto metà in diretta ieri, il main event, nemmeno il main event ho visto ieri, i preliminari, no? E poi insomma gli incontri della card principale, però non ho visto i main event, li ho visti stamattina in poche parole, Chandler e Poirier. Ieri sera volevo mettere 100 euro su Chandler e su Poirier, scusami. Ho fatto la registrazione sul sito e quant'altro, poi non mi sono fidato del sito perché dovevo inserire comunque la carta di credito, non potevo usare PayPal e ho lasciato perdere. Bella cosa. Poi hai disonorato Michael Chandler. Riuta, vai, ma quello è giusto, te lo devo dare. Vabbè, ho fatto l'abbonamento sull'applicazione. Vabbè, il pay per view però devi pagare lo stesso, comunque. The game. Poirier è impressionante. McGregor, insomma, sembrava messo bene, non è che sembrava messo male. Cioè, il primo round probabilmente pure suo, anche se di poco, ok? Però Poirier ha fatto il suo gioco, si è incassato quei colpi lì e appena ha trovato lo spazio sono stati 2 o 3 colpi proprio che l'hanno massacrato a McGregor. Sì, è dispiaciuto perché ha tutta un'altra indole, no? Tutto un altro modo di fare, più, non lo so, più umile, come ti devo dire, che è un po' stona col personaggio, Yeah, he is one of the best fighters in the entire UFC. But in un po' stona col personaggio. one of the most Però piaceva pure a me, insomma, sto cambio, come dire, di indole che aveva avuto, no? is so good. Piaceva anche a me. You're in danger the entire time. Ferguson
gets caught with that punch. Not the easiest guy in the world to hit, but he got caught there. Really making good use of his reach advantage there with that punch. There's no tell on that leg kick. E ancora non si sa niente di Khabib invece. Perché aveva detto, Khabib aveva detto, se vedrò qualcosa che mi stupisce, bravo, se vedrò qualcosa che mi stupisce, insomma, farò un altro combattimento, diceva. Però no, ho cercato qualcosa su YouTube, non ho visto niente ancora. Bravo a schivare a destra, a terra perlomeno. Dai, alziamoci, va bene, ci sta. Ah, per quanto. Più aggressivo sul boxing, più concentrato sta giocando. Ah, ma spaccato, che cose giuste. Ma spaccato. Con quel overhead, ma spaccato, che cose giuste. Mamma mia. Vai, bella. Bella. Ah, ho sbagliato. Troppo in ritardo, sono partito con quella pedata. Bello. Oh. Oh. A terra, vuoi andare in bar? Ma sei sicuro? Mi ha fatto spiegare un sacco di stamina comunque. Ah, ho smanacciato un bel po' io, mi sa. Buono sta giocando adesso nel boxing. Buono strike che c'ha per questo qua. Hai stamina. Un takedown per il punto vorrei fare. Ah, perché non mi entra il takedown? Che cavolo. Parlava che kick con la mano. Ma poi nella press conference appunto ha parlato di gamba compromessa o qualcosa del genere. Devo far stancare lui adesso. No, fai tu esperto ora. Dai. Sta giocando bene qua adesso. Vai con la pedata in pancia. Ah, la stamina. Che cavolo. Vattene a casa, vattene. Vattene a casa. Oi, Joy. Papà, siamo messi accanto, anche io sento a te parlare. Che ci devo fare? Siamo messi accanto. A papà, digli che si alza il volume. No, uno cerca di tenere in mente il fatto comunque che, diciamo, la norma in un fight reale perlomeno sarebbe arrivare ai punti, non per forza cercare il KO, perché spesso cercare il KO poi alla fine ti fa fare la fine contraria, perché perdi, ti scopri troppo e quant'altro. Lo stesso concetto dovrebbe essere qua sul gioco, perlomeno a determinati livelli assolutamente sì. Se vai per forza a cercare il KO
Se ben vuoi il KO, ben venga, ok? Ma devi lottare bene, portarlo ai punti e vincerlo ai punti. Magari, che ne so, becchi uno striker molto forte, tu sai di dominare invece a terra, e beh, il game plan è quello, cercare di portarlo a terra e se non lo metti KO comunque vincerlo ai punti. Non ha giocato male, eh? Non ha giocato male, tutte le colpi vince lui, infatti, non ha giocato male. Il primo round addirittura i giudici lo danno a lui. Penso che devi stare concentrato, penso comunque sia una simulazione. Devi gestire un po' come, come la gestiresti nella vita reale, ecco. Devi adattarti, se riesci, a volte non riesci, per esempio con chi pressa molto, io spesso e volentieri non riesco ad adattarmi a lui e cercare di contrastarlo, nel senso soffro molto la pressione, forse perché non ho ancora un buon movimento di testa, anzi probabilmente per quello. Insomma, non basta schiacciare i bottoni a muzzo per portare la partita a casa, ecco, spesso e volentieri. Questo fa la mettiamo a 1. Copammo. Con questo ci ho già giocato e ci ho pure perso, vediamo. Il nome non mi dice niente. Il buon vecchio Tony d'ordinanza. Ti saluto, ti posso dare la prossima diretta, ti ho mandato un messaggio privato e ti saluto. Grazie, grazie mille. Ciao, ciao tigre. Peraltro 81, mi sa che siamo lo stesso anno. Ciao ciao. Alright, coming up next, what should be a good lightweight clash between Tony Ferguson and Tony Ferguson. Tony F. Versus Tony F. Vai, siamo tutti ready. Ok, un Ferguson esce fuori. Ah, va bene, va bene. Scusa, un pare. Bravo. Bravo. Bello, bello, bello. Ai, Ai. Bello, bello, se ne è canziati due potenti, vai. Che poteva finire io la partita pure. Ah! Stavo entrando con un uppercut, stavo entrando da altri tempi proprio. Mettiamola su. Ah, dai. Uomini, sta cavolo di defense, forza. Cavolo, come cavolo faccio a uscire da qua? È un casino tutte le volte con questi che ti spammano sta cosa e non riesci a counterarla, porca Eva. Vabbè, abbiamo capito. Questa la voglio portare a terra. La vuoi portare a terra. La vuoi portare a terra e portiamola a terra. Mi sa che è bravo a terra, veramente. Vai. Sa negare, sa cercarsi il vantaggio. Di sottomissione l'ha portata. È pure bravo a sottomettere, questo come fatemi capire. Io ho preso male il joystick, quindi sto facendo cavolate, ok? Perché ho preso male il joystick, non lo so se ne esco vincitore da sta cosa, sai? Non lo so, mi sa che mi sottometto. Sì, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. No, avevo dimenticato di cambiare la camera, scusate. La sottomissione, cavolo, sai, rimani col fiato sospeso.
aren't that many guys on this roster that can keep up this offensive wrestling pace over 15 or 25 minutes. But he's one of those guys. He is one of those guys that's able to continuously take you down even if you get up over and over. He has this ability to maintain that pace and pressure. Vediamo that he Officiano che can aveva wear detto his opponents sabato. down. That's why you see him get Sabato. so many finishes as the fight progresses. All right, let's take a look back at the replay as he gets it done by submission Sabato tonight, aggiungo. champ. He does a great job. Great job proprio. Infatti, ma tanto poi vediamo cosa succede. Finisce C'è più pressure. Pare, Troppo prendi pressure. Ad incontro. le cuore, prenditi le cuore, pare, prenditi le cuore, favore. Manco tanto dominato. A terra ha dominato. Quello sì. Takedown. C'è più pressure. Troppo pressure. No, perché adesso prendiamo il centro e comunque deve tornare alla volta, non so fare il problema. E dobbiamo aspettare. C'è più pressure. DJ Killa Show. No, un anno malefico. Troppo pressure. Vai. Non pare, facciamo sempre crea. Ah no, è come te. Ma condividiamo la tua mappa, no? Vabbè, come te. Ah, tanto qui si leva. E si trova di cominciare questo. Ah, troppo lontano, vero? Bello. Oh, bellissimo. Vai. Ah, si è liberato. Vai. Ma quello è il nuovo calcio, CAF, come si chiama? Bravo. Ah no, è Superman. Da come? Vuoi far cadere me? Così? Si entra. Ah, non è entrato l'altro. Non è entrato la verenda. No. Se ti piglio. Ah no, che faccio pure io?
Non lo piglia, assurdo, assurdo. Non lo pigliano. Oh, massacrato. Massacrato. Stavolta te la pigli. Magari visto di oh, è vivo? Non ci credo. È vivo, assurdo. Nah. Come sei a terra? Vai. Via. Buono, mi sa che è a terra. Volevo solo vedere, vai, com'era. È vivo. Oh, stavolta no. Stavolta non è vivo. Ho preso quello lì in ah, mi sono fatto fregare l'ultimo come è bloccata la partita tanto. Peccato. No, stavo facendo un bel match, si è bloccata la partita. Dopo giochiamo a Grounded. Dopo, quando hai finito con Fortnite. Quando ho finito con Fortnite, no. Lo sai che potremmo pure giocare in 3 con mamma? A cosa lo fai? Ah, ma cagà qua, a cosa? A Grounded. Glielo installo nell'altra console pure lei? Eh? Perché c'è se glielo installo? Non succede niente di male, no? Posso giocare in 3? Ah, con questo ci ho lottato e ci ho perso. Questa è la terza volta. Mi prende lui. E stavolta. Prendo Jose Aldo. Straight ahead, a bantamweight tilt between Jose Aldo and Henry the Messenger Cejudo. All right, so here we go. This highly anticipated fight is now underway. Looks like a classic matchup of striker versus grappler. Am I simplifying things too much? In this instance, you aren't, because this is what got these two men to the show. Right. One guy is known for his diverse attack on the feet. The other guy is known for his ability to drag the fight to the mat and put his opponents in danger from the very start of the grappling exchange. Oh, his opponent swarming like a fish out of water now. The ground and pound is on point. This could very well be the beginning of the end. This could be the beginning of the end. We've seen Ah, va. this round and pound fighter. This young man is as good as any you've ever seen. Oh, all right, he's got the full mount now, DC, and he has proven to be a hard guy to buck off from this position. Oh, because he's so heavy. He keeps his weight down. He really does grind on you with his No, in tutta missione me la sono fatta portare. Come un idiota. attacking armbar. Ho mancato l'atterramento, ho mancato. Peccato.
Era vince sottomissione, è forte. È forte in sottomissione. Pure i colpi. Sì, ha vinto. Vabbè, io faccio la mia piccola pausa, al solito. Ho fatto un'oretta di UFC e sicuramente dopo torniamo con qualcos'altro di leggio. Sicuramente stasera dell'altra UFC, perché stasera è l'ultima sera, no vabbè, perché oggi era giornata UFC, visto che c'è stato UFC 257. Mi spiace la webcam, non posso metterla perché non è manco montata. Quindi va bene. E niente, ci becchiamo più tardi. Bye. Bye.